senza skate! Anche quest'oggi onoriamo le festività natalizie, un periodo nel quale è un piacere ritrovarsi coi parenti. Soprattutto con quelli che non sopporti. E poi veniamo tutti da mangiate chilometriche, anche senza skate. Abbiamo aperto i regali. E lì con il regalo del papà si scatena la fantasia. Che bello, un ombreo. Guardate che non si era mica rotto quello che mi avevate regalato l'anno scorso. Ma poi del Natale è proprio bella l'atmosfera che si respira, no? In questi giorni, e gli addobbi, e l'albero, il presepio. E a proposito di presepio, oggi che sarebbe proprio la giornata dedicata ai Re Magi, noi vogliamo dedicare un pensiero di solidarietà a tutte le statuine del presepio. Che ogni anno sono costrette, loro malgrado, ad assistere a delle scene deplorevoli e invereconde che avvengono nelle nostre case. Tra poco li vai sì per il pranzo. Ti vuoi venire fuori da che a camera o che abbiamo da far baruffa anche a un cuoco che se Natale? Te l'ho detto 1000 volte che queste sono tutte esteriorità che io mi rifiuto di festeggiare. Ben, mi non mi interessa niente. A un cuoco ti senti in toia così e non ti versi bocca. O che abbiamo sempre da fare la solita figura di deficienti noi altri. E ora si inutile che te la televisione aperta, no? Tanto se parliamo gli altri non si capisce niente. A parte che ti non ti capisci niente anche se stiamo site. Comunque Sergio, invece da star sentendo in divano a non fare un'ostrega, non ti podaresti contro Michael. Non ti vedi che si devono spostare tutte le statuine del presepio. Sarre! Melchiorre! Aiuto! Viene giù dal cielo. Aiuto! Aiuto! Che sento la voce di un pastorello! Pastorello, aiutami! Cosa vedo? Un remaggio rebaltato? Non avevo mai visto un remaggio così da vicino in carne viva. Piano. Ma cosa ci fa lei così qui in mezzo al presepio così tutto rebaltato? Che ci faccio? Ma lei non doveva andare a portarci i doni a Gesù Bambino nella stalla? Infatti... eravamo già a metà cammino, abbastanza buona strada. Già si vedeva la capanna di Gesù Bambino, San Giuseppe mi salutava. Ad un certo punto il cielo si è oscurato, una mano di un bambino mi ha preso e mi sono trovato qua, in mezzo alla campagna più estrema, non so. E infatti quale proprio campagna? Questa è la parte nord-est del presepio. Infatti io più che pastorello sarei più un contadino. Sono gay, non sono gay, non sono gay. Sono un contadino. Mi scusi, ma lei, posso farci una domanda? Sì, dimmi, caro. Lei dei Re Magi è quello che porta l'oro, incenso o mirra? Guarda, io per non sbagliarmi porto una cosa che viene sempre apprezzata: i condorelli. Maria Santa, guarda se non l'ha combinata. E cosate dell'agneo il mega magna. Sergio, già raccontare, cosa che dà mi adesso da mangiare a st'altri? Mori Wingo, versi che una scatoletta e tu. Sì, è il tono a Natale, così delicata che sento sorella, che non capisco neanche per cosa che abbiamo invitata, ma non posso neanche vederla a me. Oh, è arrivato il Natale, sa? E mi sa che le conviene incamminarsi, perché ho paura che qua in famiglia vada a finire male qua. Allora mi stia attento, adesso per arrivare fino alla capanna di Gesù Bambino avrà almeno altri 20-30 centimetri di neve spray. Mi raccomando, quando arriva in alto non stia bene l'acqua dello stagno, che hanno messo un pastore che dice che è altissima e purissima, ma io ho visto quando preparavano, lì in alto hanno messo un clistere, che schifo! Per piacere, vi ho domandato dammi una mano, non avevo solo un deo. L'albero che ho visto fare io mi, gli addobbi che ho taccai tutti mi, che ho fatto il presepio, sono andata a fare i spesi, i regali per tutti, che non appiena, non mi avanto mica altro, sa. Non ti avanti altro, benissimo, ti sa che presto che faccio, ti ha fatto l'albero, ciao Paolo. No, Sergio, no, Sergio! Via!
L'avevo detto io che andava a finire male. Che faccio fare il No, presente? Sergio, buon piacere, no! Occhio e botta, No, Sergio, no! Ecco, Signore Maggio, è stato un piacere conoscerla. Ci vediamo presto, pastorello! Ciao! Che bello, un ombreo. Ma cosa ci fa lei così qui in mezzo al deserto, al presepio? Sono gay, non sono gay, sono gay, non sono gay. Ah, guarda, io per non sbagliarmi porto una cosa che viene sempre apprezzata: i condorelli!